L'Italian Bahia parla argentino con il trionfo di Juan Cruz Jacopini su Toyota Hilux, che vince con il tempo totale di 5 ore e 40, coprendo così i 430 km cronometrati del tracciato. Il gaucho di Mendoza è stato protagonista fin dal prologo di venerdì mattina, salendo sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo FIA Bahia, che si è svolta dal 3 al 5 luglio sui greti dei torrenti Cosa, Meduna e Fiume Tagliamento, con quartier generale alla Fiera di Pordenone. Un podio tutto targato Toyota, con il polacco Martin Kaczmarski che si è piazzato secondo, seguito dal lituano Benediktas Vanagas. Tra gli italiani il primo a brillare è stato Amerigo Ventura, il piemontese che ha portato il suo side-by-side Yamaha al secondo posto di classe T4. Non è da meno Rebecca Busi, la dakariana di Bologna, che si è aggiudicata il terzo posto di classe SSV1. Nella gara nazionale, valida per il campionato italiano e quello ungherese, Manuele Mengozzi su Toyota Hilux Overdrive, navigato dalla friulana Elisa Tassile, ha portato a casa il bottino pieno. Secondo posto e primo di classe T3 l'equipaggio composto da Andrea Castagnera ed Alberto Marcon su un veloce e leggero Can-Am Maverick. Terzi gli ungheresi Offer e Tagai su Overdrive OT3. In classe T2 il più veloce è stato Alessandro Uliana con la sua Dacia Duster. Tra i mezzi storici della categoria TH la vittoria è andata a Simone Grossi e Daniele Manoni sulla Land Rover Defender. La gara ha visto la partecipazione di 80 equipaggi provenienti da 30 diverse nazioni. Va in archivio una gara ostica e spettacolare, condizionata dal gran caldo, organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 di Pordenone, che ha riproposto dopo 7 anni di assenza lo spettacolare salto Rauscedo Jump, che ha catturato l'attenzione di un numeroso pubblico.